Ufficialmente aperta a Mogliano Veneto la campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra. Eccoli i 4 candidati che si contendono la guida della coalizione e la candidatura a sindaco per le amministrative di maggio. Una rosa di candidati presentata e sostenuta da 1300 cittadini, 2 donne e 2 uomini. Rita Fazzello è la candidata per Mogliano Democratica. La sua idea è quella di una città partecipata. Vogliamo ricostruire insieme la città di Mogliano, senza promesse ridondanti, ma invece in maniera concreta, seria, affidabile. Saranno i cittadini i protagonisti. Arthur Carponi Schittar è il candidato di A Mogliano. Prometterò poco, farò molto. In questo periodo di vacche magre per tutti quanti gli enti locali chi promette molto promette fuffa. Noi invece vogliamo eliminare tutti gli sprechi e mettere tutto quel poco che c'è sui servizi essenziali per i cittadini. Carola Arena concorre per PD, Mogliano 2024, SEL, PSI. Dopo gli ultimi 20 anni fallimentari di Bottacin e Azzolini, costruiamo assieme la Mogliano di tutti, partendo da quelli che sono i problemi concreti dei cittadini. Alberto Vianini è stato candidato dai Giovani per Mogliano. Mogliano Veneto è una città più sicura, non con telecamere e T-Red, ma portando i cittadini a vivere la loro città attraverso progetti condivisi che coinvolgano imprese, commercio, associazioni, scuola e il territorio tutto. I 4 amici rivali sono pronti alla battaglia tutta interna da qui al 19 gennaio. Alle primarie potranno votare tutti i cittadini di Mogliano, stranieri compresi, e i giovani a partire dai 16 anni. Poi saranno ancora uniti. La coalizione si dice forte di una carta dei valori condivisa, di linee programmatiche comuni e di un accordo di mutuo sostegno a chi uscirà vincitore dalle primarie. Si vedrà cosa succede il 19 gennaio.